E come vi spiego? Come vi spiego? Per tutte le persone che ovviamente sono abituate a vedermi ogni giorno sotto quella parrucca riesco a fare tantissime cose. La prima cosa forse è quella là di far ridere, no? E questa è una cosa che mi dà un piacere immenso. Chi c'è sotto la parrucca? Ve lo siete mai chiesti? E se voi me l'avete chiesto, me l'hanno chiesti, perché fino ad ora avete visto solo ed esclusivamente Carolina. Ma fondamentalmente chi è che l'ha creata Carolina? Sono chi, no? E così, oltre a Carolina, ho deciso di farvi conoscere anche Carmine. Puoi anche chiudere questo video se non ti interessa, puoi anche chiudere questo video se ti interessa solo Carolina, anche se mi dispiace un sacco, perché devi sapere che Carolina esiste se esisto io. Quindi, diciamo, dopo 6 anni che faccio video, questa cosa sento di farla, per il semplice motivo di far conoscere alle persone anche quello che sono io, perché tanti di loro non si aspettano mai che magari sotto una parrucca di una frenzola che dice tantissime parolacce magari si può nascondere un ragazzo che ha tanto da dire, ha tanto da raccontare. Per chi non lo sa, da poco ho aperto il mio secondo canale su YouTube dove racconto chi è Carmine, dove racconto quello che faccio, dove racconto i miei pensieri, la mia storia, quello che mi ha portato fino a qui. Un canale dove mette da parte il personaggio Carolina e dove posso essere me stesso. Penso sia bello conoscere cosa c'è dietro ad un personaggio, no? Come sia recitare quel personaggio, quando si è proprio totalmente diversi da quello. Perché, voglio provare strano, però io sono totalmente diverso da Carolina. Ad esempio, comunque le persone che mi fermano per strada si aspettano da me che io li faccio ridere all'istante, si aspettano da me che qualche battuta e che magari sono così sciolto, diciamo, e scherzo, no? E invece no, spesse volte sono timido e chiuso. Non riesco ad espormi e quindi loro si mettono scuonalla e metto scuonalla e si crea quella situazione di imbarazzo. Ed è proprio questo che io voglio far notare, che quello che dimostra di essere Carolina non sono io. Quando io indosso quella parrucca sono totalmente un'altra persona con i suoi pensieri, con i suoi difetti, i suoi pregi, il suo modo di fare e di parlare. Quando indosso quella parrucca io non ragiono più da Carmine, ma da Carolina. Non mi riceve niente, non so come sia possibile sta cosa. Io appena metto la parrucca mi dimentico ogni cosa di Carmine, comincio a recitare e a fare Carolina e in quel momento io mi sento Carolina. In tutto ciò sto facendo questo video semplicemente perché magari ci sono tantissime persone che sono curiose di sapere chi sia Carmine, e così ho aperto questo secondo canale che si chiama Carmine Migliaccio Vlog. In questo canale tratto tantissime cose, racconto la mia vita, quello che faccio, racconto come mi guadagno da vivere, ma soprattutto racconto le cose che ho imparato in tutti questi anni. Per chi non lo sa, io sono un appassionato di psicologia, mi piace tanto la psicologia perché avendo sofferto di ansia, attacchi di panico e depressione, diciamo dal soffrire poi da questa cosa mi sono appassionato, perché poi informandomi sapevo che era sta ansia e mi sono appassionato a questa cosa qua. E così ho deciso di aprire questo canale e ogni tanto lanciare qualche video dove magari do qualche consiglio in base alla mia esperienza, in base a quello che ho subito. Nel secondo canale potete trovare il video in cui racconto una parte della mia storia, una parte dove ero già conosciuto, mi conoscevano per strada, mi chiedevano fotografie, ero una celebrità, ma mi trovavo in una situazione economica molto difficile. Quindi in questo secondo canale lascio spazio a quello che sono realmente. In questo canale vedrete vlog, vedrete la mia vita, la mia casa e vedrete anche questo. Ecco qua. Questo è un video che andrà sul canale Carmine Migliaccio. Ci si non mette troppo me, come voglio fare? Ecco qua. Lui gioca a Fortnite. Ovviamente sono pare brutto. Da dietro parla Laura Divina, ma non lo è Luca Rena. Luca, posso andare a fare luce? Ciao ragazzi! Ecco qua. Questo è Ciruzzo che è cresciuto abbastanza. Comunque al finale vi mostrerò la mia vita. Semplicemente per tanti anni ho condiviso la vita di Carolina, ho costruito la vita di Carolina e l'ho condivisa con voi, e dopo tanto tempo ho deciso di condividere la mia vita con voi. D'altronde sto scrivendo anche un libro, sto al 9° capitolo, dove racconto tutta la mia storia, dove racconto quello che ho passato per arrivare dove sono arrivato. Non sono arrivata a demandare il presidente degli Stati Uniti come diceva qualcuno, prendendomi in giro.
perché la mia realizzazione non è diventare presidente degli Stati Uniti, ma stare bene con me stesso e fare il lavoro che mi piace. In questo libro racconto semplicemente le difficoltà che ho incontrato, il fatto di continuare a fare video dopo 2 anni anche se a casa non potevi mangiare, il fatto di avere coraggio, di portare avanti un sogno, anche se tutto intorno a te va male. Per 6 anni mi avete dato modo di farvi conoscere questa qua, Carolina. Quante ballelle, quante cose passava Luca. Però vi chiedo un'ultima cosa. Come avete dato a Carolina la possibilità di farsi conoscere, sta possibilità datela anche a me. Perché spesse volte la gente confonde il personaggio con la persona che sei. Se vi va, fatevi un giro nel canale dove trovate già tanti video da vedere. Il link lo trovate qui sotto nella descrizione. Io vi ringrazio. Se volete potete anche seguirmi su Instagram, Carmine Migliaccio Official, mi trovate subito, non vi preoccupate. E lì è dove condivido la maggior parte dei miei giorni, dove faccio dirette, dove possiamo parlare e confrontarci, perché è questo quello che mi manca, avere un contatto diretto con le persone che mi seguono. Che dirvi? Grazie se mi darete una mano su questa cosa e... Fassite bravo, mi raccomando,